Positivo il riscontro ricevuto dal pubblico a Palma di Montechiaro alla manifestazione che si è svolta presso il Palazzo Ducale, che ai piedi della scalinata della Chiesa Madre. Tanta la gente presente, nonostante sia stata una giornata settimanale, ha voluto assistere alla consegna dei premi del Gattopardo d'Oro assegnati ai bravi attori e meritevoli come Nino Frassica, intramontabile, Cesare Bocci, volto noto nella Fictio di Montalbano nelle vesti del vicecommissario Mimì Augello, Francesco Benigno, attore e regista, chi non lo ricorda nel film Mary per sempre, e Miriam Rizzo, emergente regista siciliana di Palermo che collabora con la produzione di Daniele Cipri. L'evento è stato organizzato dal Comune di Palma di Montechiaro, dall'istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Letizia Pace, dalla DMO di Agrigento, la direzione artistica affidata al regista agrigentino Marco Gallo. Prima della consegna dei premi del Gattopardo d'Oro c'è stato un altro evento importante in città che ha visto l'inaugurazione del Cineteatro Chiaramonte, ridonato alla città dopo anni di chiusura, e che l'amministrazione comunale del sindaco Castellino è riuscita a rimettere in piedi, totalmente rifatto, con un look decisamente più moderno e al passo con i tempi. Siamo emozionati, siamo felicissimi, ringraziamo tutte le autorità civili e militari che sono qui presenti, ringraziamo anche il signor Questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, Sua Eccellenza il Prefetto, per la loro sempre vicinanza, e il popolo di Palma che oggi può festeggiare e riabbracciare una infrastruttura culturale che aveva perduto per diversi lustri e che finalmente torna alla città. Siamo orgogliosi di aver annodato anche questo filo con la storia in un percorso di rinascimento che ormai credo sia davvero inarrestabile. Poi c'è l'evento importante oggi a Palma, il Gattopardo d'Oro. L'istituzione Tomasi, presieduta dalla Presidente Letizia Pace, che ha un legame filiale perché il papà diresse per diversi lustri questo cinema, oggi organizza il Gattopardo d'Oro e ci sposteremo appunto per assistere a questo meraviglioso momento di cultura, di teatro, di cinema, che concluderà una serata magnifica dedicata appunto a quella che è la cultura nell'aspetto più nobile. La riapertura di questo cinema per noi è davvero un traguardo. Per tanti anni è rimasto inutilizzato nostro malgrado e noi finalmente siamo riusciti oggi ad inaugurarlo. Il cinema è aggregazione, è il punto di riferimento culturale, quindi questo è mancato, tutto ciò è mancato alla comunità palmese, grandi e piccoli, perché tutti sogniamo la magica sala cinematografica, ci è mancato tanto. E oggi siamo felici di poterlo restituire alla comunità palmese. Sono contenta di aver realizzato questo premio, il Gattopardo d'Oro, con attori importanti del cinema e della televisione, conosciuti al pubblico e di fama nazionale sicuramente. Il Gattopardo d'Oro, d'altronde, la fonte di ispirazione di questo premio è lo scrittore, il nostro scrittore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, da cui poi è autore del Gattopardo, da cui Luchino Visconti ha tratto il celebre film. Per noi significa tanto perché il nostro paese, finalmente Palma di Montechiaro, sarà visto per cose belle. Che valenza assume questo premio, Nino, qui nella città del Gattopardo? È un premio che significa, è sinonimo di arte. Gattopardo è il film più importante mai girato, non solo in Sicilia ma forse nel mondo, per cui è un piacere ricevere questo premio. Lei è conosciuto a livello nazionale oltre, cosa rappresenta la Oltre, Sicilia no. per lei? Le mie narici, il ritorno a casa, e quindi è sempre un piacere, quindi è come prendere due piccioni con una fava, venire in un posto bellissimo e poi stare nel posto dove mi trovo bene. È impegnato in questi giorni a Palermo, tra l'altro Sì. con la sua band. Sì. Ecco, un viaggio lungo, ma fatto credo con piacere. Lungo uguale, per venire qua? No, ma io sono abituato a viaggi ben più lunghi, quindi una passeggiata, poi c'è sempre da vedere, è un viaggio piacevole. Sì, sono a Palermo per 2 settimane, finiamo sabato prossimo.
Qual è il suo successo da un punto di vista artistico? Lei è sempre giovane. Il concorrente ha ok, il prezzo è giusto e ho vinto come concorrente, quella è la cosa più importante televisiva. Però riesce sempre a rinnovarsi e a offrire sempre dei personaggi da schermo importante. No, non è vero. No, io sono ripetitivo e faccio sempre lo stesso personaggio perché voglio così lanciare uno stile, quindi mi piace più, tendo più a ripetermi che a cambiare personaggi. Non sono un virtuoso come quelli che fanno 100.000 personaggi. Io faccio sempre lo stesso e cerco di avvicinarmi alla maschera come Troisi che fa sempre Troisi, come Benigni che fa Benigni, come Totò che fa Totò, quindi cercare di appartenere a quel tipo di scuola. Che effetto fa questo premio qui a Palma di Montechiaro? Un premio importante. Insomma, ricevere un premio. Poi paradossalmente io ho avuto il piacere di ricevere nella mia modesta carriera dei buoni riconoscimenti, ma in Sicilia poche cose, stranamente, c'è il Nemo Profeta in Patria, eccetera, eccetera. Quindi quando mi hanno chiamato per questo premio, io avevo preso tanti anni fa le Febbo d'Oro, che voi conoscete bene, insomma, quindi un premio che purtroppo avete fatto andare a Palermo, era qui. Era nato qui ed era un premio molto bello, abbiamo vinto anche con Meri per sempre nell'89 le Febbo d'Oro. Quindi quando mi hanno contattato sono stato molto contento. Tenete presente che io ieri debuttavo a teatro a Siracusa, dopo un mese e mezzo di prove, stanchi, morti, però ci siamo veramente presi delle soddisfazioni a Siracusa, siamo venuti qua con uno spirito ancora più forte, sì. Grazie a tutta la città, a Marco che mi ha voluto, poi l'Agrigentino io lo amo, io ci ho fatto un film proprio a Villaggio Mosè, alla Casa Amica, che voi conoscete, che purtroppo mi è giunta voce che è stata chiusa. Meri per sempre è stato il riscatto per me principalmente e soprattutto la svolta della mia vita, perché magari chi lo sa se ce l'avrei fatta, non lo so. Io so solo che quel film mi ha salvato, poi tutto il resto conta poco. Insomma. Per il futuro? Sì, appunto, ho lavorato 2 mesi intensi per questo spettacolo teatrale, la mia prima opera come regista teatrale e come attore. Mi ha tolto tante energie, sono dimagrito, mi sono veramente fisicamente asciugato, che fa bene un po' di dieta, insomma. E ieri finalmente abbiamo debuttato a Siracusa, al Teatro Vasquez. Devo dire il pubblico, quello che è venuto, perché insomma non sono manco abituati a vedere teatro lì, però c'era, la gente c'era. Io sono stata una spettatrice in questo caso e devo dire che è stato uno spettacolo davvero bello, toccante, ricco sia di ironia per alleggerire un po' il movimento dello spettacolo, ma poi dritto con un messaggio forte verso il cuore. Sì, perché la tematica è il trentennale delle stragi, io raccontavo tutto ciò che purtroppo nessuno racconta. Lo stato d'animo del sopravvissuto, dei pochi sopravvissuti, perché noi ricordiamo sempre i nostri grandi magistrati, Falcone, Borsellino, gli uomini che ci hanno lasciato purtroppo, però i sopravvissuti che non vengono mai invitati, insomma, le difficoltà nelle mura domestiche, con le mogli, con le famiglie, con gli amici, gli incubi, le cose. Uno spettacolo veramente, ve lo dico, con la massima umiltà del mondo, bellissimo, che spero di portare in giro per tutta la Sicilia. Anche qui infatti ad Agrigento. Di portare in giro per tutta la Sicilia. Ieri quando l'hanno visto già 3 date le ho chiuse, perché è talmente bello che subito vogliono che io gli firmi l'accordo. Allora Cesare, cosa rappresenta questo premio a Palma di Montechiaro, città del Gattopardo? L'hai già detto tu, rappresenta tanto perché qui si è fatta un pezzo della storia del cinema, perciò ricevere un premio del genere per un attore è un grandissimo onore. Il paese è bellissimo, voglio dire, la scalinata dove riceveremo il premio con la cattedrale dietro è una cosa che ti lascia senza fiato, perciò
adesso reggeremo l'emozione nel momento in cui ci chiameranno sul palco. Cosa rappresenta per te la Sicilia? La Sicilia per me ha rappresentato il battesimo del mio lavoro, perché ho debuttato nel 1982 vicino Trapani e poi sempre in quell'anno lì, l'estate dell'83, invece sono stato qua vicino, a Cave di Cusa, per 22 anni, Montalbano. Tu hai raccontato di aver fatto commuovere il maestro Camilleri. Sì, quello è uno dei complimenti che mi porto dietro, a cui tengo di più. Una sera avevamo mandato una puntata molto toccante sul traffico di organi, dove erano coinvolti dei bambini. E il giorno dopo abbiamo fatto questo pranzo con il maestro e quando è arrivato io sono andato da lui e ho detto: maestro, sono Mimì. Ha detto: lo so chi sei, tu ieri sera hai fatto piangere me e mia moglie. E mi diede un buffettone qua. Per me è stata veramente una cosa straordinaria. Tantissimo, mi vengono i brividi solo a dirlo, perché mia mamma è di origini agrigentine, cioè è nata a Licata e quindi una parte di me appartiene a questo posto che è bellissimo. Sono veramente felice di riceverlo in Sicilia, perché ne ho ricevuti tanti ultimamente per gli ultimi lavori che ho fatto, e riceverlo qui è come un riconoscimento da parte delle mie origini, e quindi sono veramente emozionata di stare qui stasera. Come ti definisci? Che regista ti definisci? Mi definisco in fase di crescita continua, quindi di elaborazione di nuove sensazioni, di nuove immagini, alla ricerca continua di qualcosa da raccontare, di importante, di profondo, di interiore, quindi è una continua evoluzione. La collaborazione con Daniele Cipri? C'è da tantissimi anni, scriviamo tutto insieme, adesso stiamo lavorando sul suo prossimo film che gireremo in Sicilia. Speriamo che le autorità siciliane stavolta ci vengano incontro perché negli ultimi film non è stato possibile, invece anziché andare in Puglia, che comunque è una regione meravigliosa, speriamo stavolta di raccontare la Sicilia in Sicilia. Cosa racconterete? Ci anticipi qualcosa magari? È una storia familiare, anche questa, come la penultima. Stavolta parla di un amore profondo tra un padre e un figlio, un'evoluzione interiore di un rapporto familiare. La DMO è orgogliosa di essere partner di questa manifestazione importantissima, è una grandissima opportunità di crescita culturale per un territorio meraviglioso e per una cittadina come Palma di Montechiaro, che già ha vissuto un percorso in continua ascesa. Mi piace ricordare la Biennale, la mostra dell'Arazzo di Raffaello, le celebrazioni per Odierna e oggi questo. E Palma di Montechiaro sta crescendo a grandi ritmi, è meravigliosa, sicuramente merita questi successi, e quindi la DMO è orgogliosa di essere presente e continuerà a sostenere questo territorio stupendo, senza parole. Marco Gallo, possiamo parlare veramente di grande successo della serata Premio Gattopardo d'Oro? Sì, sono veramente emozionato perché è stata una serata bellissima. Vedere un martedì sera una scalinata, quella della Chiesa Madre di Palma, così piena di persone, è una grande emozione, una grande gioia dopo 2 anni di pandemia, con grandi ospiti, il pubblico si è divertito. Penso che sia un gran bell'inizio questo, un nuovo percorso per il Premio Gattopardo, e sono veramente fiero di quello che abbiamo fatto. Il pubblico, ripeto, ha reagito molto bene e speriamo di poter fare ancora grandi cose con il Comune di Palma, e questo ci apre la strada anche verso il Festival del Cinema di quest'estate ad Agrigento.